Bene, buongiorno a tutti, benvenuti all'Ateneo, buona domenica. Grazie a Gianrico Carofiglio che è venuto nel nostro Ateneo. Devo dire che scrivendo questo libro Gianrico Carofiglio ha affrontato un'impresa abbastanza complicata. Confrontarsi con una giovane donna che è sua figlia su temi sensibili, poi fare una sintesi di queste discussioni e scriverla, un'impresa complicata per lui ma specularmente anche per Giorgia, perché si è dovuta confrontare con un uomo di un'altra generazione, pure scrittore e pure famoso, mica semplice, un'impresa che poteva sembrare impossibile, differenze di genere, differenze di generazione, e differenze anche forse del modo di scrivere, perché Giorgia è una giornalista, quindi insomma credo che ci sia anche poi stata una difficoltà di stesura. Ma insomma ci sono riusciti e credo che non sia stato soltanto il rito propiziatorio del caffè della mattina in cucina che dà il titolo al libro, ma sia stato anche proprio la modalità di dialogo, ed è su questo che io farei la prima domanda. Voi scrivete: per capirci non potevamo discutere delle nostre posizioni e decidere quale fosse razionalmente preferibile. Dovevamo riuscire a prendere sul serio l'uno il punto di vista dell'altro per costruire un ponte tra le diverse esperienze individuali. Dite quello che i filosofi analitici chiamano principio di carità interpretativa. Ecco, chiederei a Carofiglio, mi è molto piaciuto questo, cosa significa questo e soprattutto se questo metodo che voi avete trovato potrebbe servire, al di là della vostra esperienza personale ed editoriale, come proprio paradigma più generale per la comunicazione. Noi molto spesso lo vediamo nei dibattiti, ci parliamo ma non ci capiamo, urliamo e non arriviamo a niente. Questo vostro metodo può diventare paradigma generale? Grazie per l'invito, grazie a voi di essere qui domenica mattina, spero di non farvi pentire, diciamo così, di questa scelta. Allora voglio cominciare col dire che non essendoci Giorgia, devo precisare che il libro è tutto merito mio. Cosa che ho scritto anche nella postfazione, nella quale diciamo, il tono è più leggero e racconto un po', diciamo, dal tono umoristico di come il libro è nato e anche, diciamo così, dei passi di avvicinamento a queste discussioni con un metodo comune e condiviso, perché Giorgia diceva, e tuttora dice, fastidiosamente non è la sola, che discutere con me non è divertente. Fatta questa premessa, ci sono due interpretazioni diverse. Lei sostiene che io discuto o discutevo, forse questo libro un po' ha cambiato le cose, in maniera non accogliente, con un atteggiamento di chi vuole vincere la discussione. Io rispondevo, ma ripeto, si arrabbierebbe molto se sentisse questo, che io discuto solo le volte in cui penso di avere ragione, quindi in quei casi faccio uno sforzo per mostrarlo, ma evidentemente questo è né più né meno che la conferma delle sue perplessità. Però ecco, questa è la premessa, cioè la difficoltà, che è una difficoltà generale, che nel nostro caso è stata più intensa per via dell'indole mia, ma anche diciamo, la sua, che diciamo, la genetica non è propriamente un'opinione. E quindi la premessa è stata metodologica ed è nell'introduzione al libro, cioè noi spiegando come di fatto siamo arrivati a decidere di farlo il libro, spieghiamo anche in termini diciamo teorici, appunto, di discorso sul metodo, come abbiamo ricercato, al di là delle buone intenzioni, il terreno comune, che non vuol dire essere d'accordo sui contenuti, ma condividere un metodo. E ci pareva che evocare
concetto elaborato nella filosofia analitica, che è appunto quella non continentale, molto diversa dalle filosofie dell'Europa continentale, si basa più sullo studio dei problemi che su definizioni metafisiche. Principio di carità interpretativa significa, quando discuti con qualcuno, dare come premessa la migliore interpretazione di quel qualcuno, di quello che dice quel qualcuno, cioè attribuirgli le migliori intenzioni e attribuire a quello che dice un significato piuttosto che negarlo, cosa che invece accade spessissimo nelle discussioni a tutti i livelli. Messa in termini un po' meno paludati, provate un po' a pensare che succede quando normalmente facciamo una discussione con qualcun altro, se siamo persone civili, e qui direi che siamo tutti persone civili, i due si fronteggiano, uno parla, l'altra ascolta, in realtà non ascolta, sta zitta o sta zitto, e mentre l'interlocutore parla, chi sta apparentemente ascoltando pensa a quello che dirà quando sarà il suo turno. Questa è un'esperienza tanto comune quanto poco percepita, però appunto ogni volta che io lo dico, chi ascolta sorride e sta pensando a quello che capita a lui o a lei. E ovviamente questo non è un modo per discutere con efficacia, è nel migliore dei casi un modo per discutere senza gridare o senza interrompersi. La discussione efficace postula una pratica ingannevolmente semplice, che è quella dell'ascolto attivo, cioè l'altro sta parlando e noi dovremmo ascoltarlo. Uno dice, ma accidenti, sei venuto fin qui a dirci questa profonda verità. A me capita di tenere dei seminari rivolti a avvocati o dirigenti d'azienda proprio sulla tecnica della discussione efficace e, insieme ad altre cose pratiche, dico loro quello che ho appena detto oggi qui, e in qualche caso, quando è possibile, facciamo un esperimento. E una volta ero con i dirigenti di una importante società bancaria e assicurativa, e dopo aver illustrato alcuni dei criteri per le discussioni proficue, cioè quelle che producono un cambiamento, cioè quelle per cui cominci in un modo e alla fine sei in un altro, avevo indicato proprio il tema dell'ascolto attivo, che è un altro modo di chiamare la carità interpretativa, tanto per intenderci. E poi, siccome eravamo in pochi, io dissi, se volete facciamo un esperimento, e chiesi all'amministratore delegato di questa società se ci fosse fra i suoi dirigenti qualche conflitto particolarmente vivace. Effettivamente c'era, e quindi i due protagonisti di questo conflitto su un tema aziendale vengono lì davanti a me e davanti ai loro colleghi che erano seduti più o meno come voi. E quindi io dico, la regola è molto semplice. Il primo enuncia la sua posizione, l'altro, in quel caso l'altra, può rispondere solo dopo aver parafrasato, riassunto quello che ha detto l'interlocutore e essersi sentita dire sì, hai capito bene. Solo questo. Dopodiché uno dice quello che vuole. E quindi do la parola al primo, il primo enuncia la sua posizione e passo la parola a quest'altra dirigente della società, che appena le do la parola comincia a rispondere con una foga, come posso dire, che mostrava quanto il tema fosse aspro. E dico, no, dottoressa, dovrebbe prima riassumere quello che ha detto il suo collega e poi può rispondere. No, ma ho capito. Dico, sì, sono sicuro che ha capito. È un gioco, è un'esercitazione. Dovrebbe ripetere, parafrasare come preferisce, il suo collega dirà hai capito bene e poi andiamo avanti. No, ma fa lei, le assicuro che ho capito, sì, le assicuro che non funziona così. Beh, alla terza volta questa si ferma, con questo sguardo veramente sperduto, e si rende conto e lo dichiara di non essere capace di ripetere quello che 3 minuti prima davanti a tutti aveva detto l'altro. Fate caso, era una esercitazione con delle regole, quindi in provetta in qualche modo. Eppure questa era così posseduta dalla sua posizione e dal grado di
tensione anche emotiva che le procurava questo dissenso, che non aveva ascoltato. Quindi lo rifacemmo, lui disse di nuovo quello che doveva dire, a quel punto lei rispose correttamente, riassumendo e sentendosi dire che aveva capito bene, e ve la faccio molto breve. Dopo 5 minuti il dissenso era scomparso, cioè erano d'accordo, avevano trovato un accordo. L'amministratore delegato era, devo dire anch'io, insomma, non funziona sempre così, lo racconto perché il caso è abbastanza eccezionale. E poi lo raccontai a un altro seminario che facevo online, quindi non vedevo tutti gli interlocutori, e mentre lo raccontavo, come lo sto raccontando a voi, sento una voce che emerge fra i vari, e che era l'amministratore di quella società che era presente, io non lo sapevo, che diceva sì, è vero, io ero lì. Allora, per parlare con efficacia, che non vuol dire per essere d'accordo, ma per dare un senso all'azione di parlare, bisogna ascoltare. Carità interpretativa è ascoltare attivamente, cioè accettare l'idea, per certi aspetti scandalosa, per la tutela narcisistica che facciamo del nostro ego, che l'altro abbia argomenti, che possa avere un pezzo di ragione o che possa avere anche, virgolette, più ragione di noi. Il punto di partenza è stato questo, lo abbiamo discusso più o meno in questi termini, ce lo siamo dichiarato e poi abbiamo cominciato di là, e effettivamente questo ha, come diceva il poeta Frost, ha cambiato tutto. E è venuto fuori il libro, che tra l'altro, proprio perché partiva da questo spunto metodologico, non è come molti se l'aspettano. In tanti che lo leggono dicono: sono rimasto stupito, pensavo di trovare un dialogo. Invece sono un'introduzione metodologica e 7 saggi collegati l'uno all'altro in una linea, diciamo, di pensiero, in cui la voce è unica, anche se abbiamo cercato di lasciare qualche differenza stilistica e qualche punta dialettica per rendere conto del movimento che c'è stato. Devo dire, è stata un'esperienza abbastanza inusuale. Sì. Bene. Suggerisco una mozione di metodo, di fare un colossale applauso alla fine, a meno che a un certo punto uno di noi non dica qualcosa di così meraviglioso, che devo dire a me capita molto spesso, insomma, in quel caso va bene. Allora, io devo dire che mi pare nella postfazione dici dovrebbe capirsi quali erano le differenti posizioni. Io non le ho mica tanto capite, siete arrivati proprio a una sintesi vera. E allora passiamo dal metodo ai temi. Hanno affrontato temi scottanti, anche dove forse la differenza generazionale si può constatare di più. E il discorso parità di genere. Allora tu inizi il capitolo dicendo: la parità di genere sarà finalmente raggiunta quando ci saranno donne mediocri ovunque. Poi ci spiegherai il senso di questo, perché hanno affrontato la parità di genere da un punto di vista sostanziale e da un punto di vista per me formale, ma per loro non lo è, del linguaggio. E quindi la parità sostanziale, poi ce ne parlerà Gianrico Carofiglio, ma anche quella del linguaggio, al quale devo dire io non attribuisco tutto il valore che date voi. Ritengo una cosa formale, parlo per esperienza personale. Facevo la presidente del tribunale e mi scrivevo la presidente, faccio la presidente dell'Ateneo, mi scrivo la presidente, ma non mi offendo né ne faccio una questione se qualcuno mi chiama il presidente, la presidentessa, insomma per me sono solo parole. Mentre per i nostri autori sono molto di più di parole, hanno un effetto sostanziale, e lo leggo perché dicono: il linguaggio rispecchia l'ideologia degli assetti sociali e ragionare sul linguaggio è fondamentale per decifrare la nostra resistenza al cambiamento. Allora ti chiedo di spiegarsi il significato delle donne mediocri e dell'importanza del linguaggio. Beh, quell'attacco di capitolo è brillante, mio, no, non è vero, di Giorgia, ed è una intuizione brillante, nel senso che
se noi vediamo un uomo in una posizione di vertice o di prestigio, cioè non ci chiediamo come ha fatto essendo uomo ad arrivare là, è nell'ordine delle cose. Se vediamo tuttora, e accadrà ancora per un po' credo, una donna in una posizione di vertice, di prestigio, in ruoli appunto che normalmente siamo abituati a immaginare, a vedere ricoperti da uomini, diciamo che è stata brava. Cioè in qualche modo la donna che arriva in una posizione di vertice rappresenta come esempio positivo tutte le donne, che naturalmente è una bella cosa per chi si è impegnata e ha raggiunto questo risultato, ma è l'indizio di un sistema gravemente sbilanciato. Il sistema cesserà di essere sbilanciato quando non ci stupiremo del fatto che una donna mediocre è in una posizione di vertice, perché questo può accadere con le donne e con gli uomini. Quanto al tema del linguaggio, la posizione più radicale in questo ambito è di Giorgia. La mia era diversa dalla tua, ma più simile, meno radicale. Però ecco, io ti faccio una domanda adesso, provocatoria. Tu giustamente dici non era un problema se ti chiamavano presidente, il presidente, ma se in un'udienza un avvocato ti avesse chiamato, probabilmente sarà successo, signora. Devo rispondere? Sì. Vabbè, mi fai tu le domande, non eravamo d'accordo così, va bene. Allora, non mi offendevo. No, ma... Non mi offendevo e non lo ritenevo una diminuzione. Tra l'altro, ma questo proprio è un ambito veneziano, dove gli avvocati, soprattutto un tempo, erano molto stilè, il fatto di chiamarti signora era molto meglio che dottoressa, cioè era un titolo più importante. No, non mi offendo. No, ma infatti la questione non è se uno si offende o meno. Tu dici non riconosce il mio ruolo. A un giudice maschio non dice signore. Allora, quello che voglio dire, al di là del fatto che è segno di equilibrio e di salute emotiva non offendersi, il tema non è quello dell'offesa, perché se ragioniamo se impostiamo questo discorso sul piano dell'offesa personale non ne usciamo più, perché l'offesa personale in gran parte dipende da sensibilità soggettive. Sono d'accordo. Si fa un esempio a un certo punto, immaginiamo che ci sia una coppia omosessuale, due ragazzi che passeggiano per strada tenendosi per mano, a un certo punto si danno un bacio e passa un bigotto o comunque qualcuno che per le più varie ragioni non gradisce questa scena e si sente offeso. È un'offesa, diciamo, meritevole di tutela? È un'offesa che noi dobbiamo considerare per definire un paradigma di comportamenti? Ovviamente no. Questo è un esempio, come posso dire, estremo, per dire che quando si discute di questi temi il criterio dell'offesa soggettiva è appunto soggettivo. E se uno ti dice signore in udienza, posto che tu magari sai chi è quello che te lo sta dicendo, sei una persona equilibrata, sei una che è arrivata in quella posizione consapevole, diciamo, anche del sistema, però lui sta semplicemente perpetuando una gerarchia sotterranea, per cui la donna anche in quella posizione è signora e dicendoti signora dice sia ben chiaro che tu sei una che è stata molto brava a diventare presidente di tribunale, ma normalmente le donne sono signore che stanno da un'altra parte, mentre la scelta di lavorare sul linguaggio, che non deve diventare ossessiva, ciò che noi diciamo nel libro non è che uno deve stare col fucile puntato a ogni errore di desinenza, ma essere consapevole di quanto, per esempio, l'utilizzare da parte delle donne sostantivi al maschile per definire la funzione a cui sono arrivate è una forma di autocelebrazione. Sono stata così brava da arrivare a fare una cosa che fanno gli uomini normalmente, ed è una cosa che perpetua un sistema di gerarchie sociali in cui sostanzialmente la donna è l'eccezione, cioè è esattamente l'opposto del punto di partenza del capitolo, che dovrebbe essere il punto d'arrivo di una raggiunta parità di generi, ecco. Bene, allora se vuoi ripeto tutto quello che hai detto, perché attuo anch'io il principio di carità interpretativa e ci rifletterò.
Veniamo sempre a un altro tema che riguarda la comunicazione. Tu dite, e anzi io riporto i complimenti a Giorgia, mi stavo dimenticando. Dici che una volta praticamente la comunicazione pubblica era solo dei politici, di personaggi pubblici, c'erano dei contesti ben chiari dove la comunicazione avveniva, che erano i giornali e poi quando è iniziato la televisione, contesti che era anche facile identificare come origine, come ideologia, eccetera. Adesso tutti possono parlare ovunque. E tu dici, anzi dite, siamo in un contesto in cui abbiamo a disposizione una quantità infinita di contenuti, ma crolla la possibilità di comprensione reciproca. Insomma, dite che occorrono nuove regole di comunicazione. E magari un cenno anche al politicamente corretto mi piacerebbe. Un po' di tempo che sto riflettendo su quale possa essere il concetto chiave per una forza, uno schieramento progressista, una parola attorno alla quale far ruotare tutto quanto, e mi vado sempre più convincendo che la parola chiave sia comunità, non semplicemente perché è carina, ma per ragioni che hanno a che fare con il potenziale di significato che anche e soprattutto per ragioni etimologiche ha questa parola. Comunità viene dal latino e l'etimologia è cum munus. Il munus in latino è due cose apparentemente molto diverse. È la carica pubblica prestata gratuitamente in favore della collettività e il dono. Ripeto, carica pubblica e dono. E nel concetto di comunità dunque gravitano queste due espressioni, arrivo subito alla comunicazione, non sto cambiando discorso, di una collettività in cui i principi cardine non sono quelli della corrispettività e dello scambio retribuito, ma quello della gratuità, delle prestazioni in favore della comunità e dei doni ricevuti. Che c'entra questo con la comunicazione? Comunicazione ha la stessa etimologia. È ciò che ci rende la premessa dello stare insieme. Tutto il resto, cioè le forme di diffusione a volte frenetiche di dati incontrollati e qualche volta molto difficili da controllare, non sono comunicazione, sono rumore o sono manipolazione o sono propaganda. Questa è una mia vecchia fissazione anche in certe discussioni televisive rispetto a taluni politici, pensosi commentatori, salvo poi cambiare idea quando cambiava il vento, dicevano che erano dei grandi comunicatori. E io più volte mi sono trovato a discutere di questo, dico guardate, questi non sono comunicatori. Nel migliore dei casi sono dei propagandisti e dei manipolatori, dico al plurale ma ho in mente uno preciso che forse qualcuno avrà capito. Perché chi comunica davvero, cioè il bravo comunicatore, è uno che sta definendo una premessa e una prospettiva di uno stare insieme, cioè trasferisce un contenuto, un valore e lo trasferisce in modo etico. Tutto il resto è manipolazione che ora è diventata frenetica, naturalmente per via del quantitativo di dati, in cui è abbastanza irrilevante a un certo punto quale sia la fondatezza dell'affermazione, perché sono tutti quanti atomi di conoscenza scissi dal contesto e quindi scissi dalla possibilità di produrre senso. E ciò che ci tocca fare, se vogliamo essere cittadini consapevoli, io dico sempre questa espressione e poi mi correggo, in realtà cittadino consapevole è ridondante, se uno è cittadino è consapevole, se no è suddito, anche se formalmente cittadino, è di operare un lavoro continuo, prima di tutto su noi stessi, sulla nostra capacità di non cedere, diciamo così, a questo flusso, a questo fiume in piena di detriti,
è cercare di recuperare un'idea di conoscenza che sia contesto e riflessione critica. Come si fa questo? Si fa con le domande. La tecnica fondamentale sono le buone domande, rivolte all'esterno e rivolte a se stessi, non perché ci siano risposte predefinite da trovare. Chi studia in vari ambiti, incluso quello delle tecniche investigative, il tema delle domande, sa che esistono varie distinzioni. Una che a me piace e ci torna utile in questo caso particolarmente è quella fra domande convergenti e domande divergenti. Le domande convergenti sono quelle che ammettono una risposta, cioè c'è la risposta esatta, sono quelle delle varie forme di autoritarismo o di insegnamento autoritario. Quelle divergenti sono domande che allargano l'orizzonte della conoscenza, producendo senso. Che si fa rispetto a tutto questo? Si fa questo, un lavoro faticoso, individuale, che ha come premessa fondamentale, come per molte delle cose di cui stiamo parlando, diventare consapevoli di quello che succede, sapere che noi stessi, anche magari quelli di noi che sono più attenti a questi temi, appunto, quindi più consapevoli, noi stessi siamo, diciamo, oggetto continuo dell'effetto illusionistico che produce tutto questo enorme materiale che ci ronza attorno. Io faccio questi ragionamenti, rifletto su questo, ma quotidianamente mi capita di inciampare su una cosa e di farmi un'opinione su una cosa che non conosco e devo ogni volta fermarmi e dire: che stai facendo? Non c'è niente come l'esercizio del pensiero critico, che, come diceva Aristotele, è un muscolo. Lui lo riferiva a qualsiasi cosa. È una cosa che va allenata, è una cosa che devi fare tutti i giorni. È indispensabile non dare nulla per scontato. Ecco, direi che se dovessi sintetizzare, la regola è questa. Grazie. Passiamo a un altro argomento, anche qui abbastanza divisivo. Le giovani generazioni, il lavoro che manca, come si pongono i giovani nei confronti della società e del lavoro. Anche qui parto da quello che voi dite. Dite che i giovani vengano incolpati di essere pigri, poco seri, non è una novità, è sempre stato così. Ha sempre fatto parte di rituali di passaggio tra le generazioni. Se leggete gli autori romani, anche loro si lamentano dei loro figli. Adesso però è diventata un alibi per giustificare un sistema profondamente iniquo. Incolpare le persone di presunte sconfitte personali, cioè non ce la fai, non trovi lavoro, eccetera, equivale ad assolvere l'organizzazione sociale dalle proprie colpe, a spostare sull'individuo le distorsioni del sistema. Prima reazione della lettrice Magaraggia: ma siamo ancora agli anni 70 che è sempre colpa della società e non è colpa dell'individuo? Pensavo che, te lo dico un po' provocatoriamente, l'avessimo superato sto refrain. E devo anche dirti che in parte, ti confesso, io l'ho fatto il ragionamento, cioè a me sembra che non tutti i giovani, ma alcuni giovani, non tanto siano pigri, ma non si mettano in gioco, e non rischino e forse anche vogliano tutto e subito, mentre per ottenere le cose, personalmente, per quanto riguarda la mia vita, tutte le cose importanti che le ho ottenute faticando. Allora, anche qui però voglio gettare un ponte e quindi ascolterò con attenzione quello che mi dirai. Ma la prima cosa che ti dirò è che quello che hai detto è giusto e fotografa un pezzo del problema, anche se con ogni probabilità con una parziale inversione fra cause ed effetti. Mi spiego? Non c'è dubbio che in una situazione complessa come questa, in cui la promessa di futuro migliore che noi tutti abbiamo ricevuto e che è stata mantenuta, futuro migliore rispetto ai nostri genitori, è oggi, per la prima volta dopo tanti anni di progresso, in grave pericolo. In un contesto come questo, in cui è più facile che le spinte pessimistiche trovino spazio, è altresì più facile che un segmento di persone, che per avventura ora sono giovani, ma che esistono in tutte quante le fasce, colgano questa
questa temperie sociale ed economica come una scusa, un alibi per non impegnarsi come potrebbero e come dovrebbero. Questo non c'è dubbio, è uno degli effetti collaterali di un problema che però è sistemico. Io sentivo un programma di un giornalista inglese che poi ci ha fatto un libro sull'arte di discutere. Lui riceve le telefonate dagli ascoltatori e pone dei temi controversi e ne discute con formidabile capacità dialettica, in cui la premessa è proprio che ascolta quello che dicono e risponde a quello che dicono. E c'era una signora che chiamava e diceva: beh, ma questi ragazzi non vogliono risparmiare, non vogliono mettersi a lavorare. Io e mio marito abbiamo fatto sacrifici, ci siamo comprati la casa. E lui dice: beh, lei ha ragione, esiste questo tipo di problema. Quanto avete pagato la casa allora, 40 anni fa? E lei dice quanto non ho pagato. E quant'era lo stipendio di suo marito? Questo. E sa quanto è lo stipendio oggi di un ragazzo e quanto costa una casa? Accompagnandola, diciamo così, a cogliere un problema che è un problema non di indole dei ragazzi, ma strutturale. Per dirne uno soltanto, mentre 30 anni fa, 40 anni fa, chi lavorava, essendosi meritato il lavoro e le relative gratificazioni, poteva comprarsi una casa facendo certi lavori, e ora è estremamente più difficile e in certi casi oggettivamente impossibile. Questo è un dato, ma la questione è più ampia, perché tu hai detto una cosa che è giusta, ma che contemporaneamente, nel libro ne parliamo, ha un elemento di pericolosità se messa nelle mani sbagliate. Cioè tu hai raggiunto dei risultati, come molti di noi, impegnandoti duramente e trovando, come posso dire, una gratificazione a questo impegno. Non te l'hanno regalato, diciamo. È quella che gli studiosi di questi temi chiamano l'etica del merito. Cioè ho successo ed è merito mio, che è una cosa detta così che può sembrare innocua e anche giusta. Ma se ho successo ed è merito mio, chi non ha successo, cioè chi ha successo diciamo che è in una ipotetica gerarchia in alto, se il concetto è ho successo è merito mio, ne deriva anche non ho successo, ho fallito, è colpa mia. Che certamente in qualche caso può essere vero, ma notate come scricchiola un pochettino di più il principio, perché in basso nella scala sociale ci sono tante persone che hanno fallito non per colpa loro. E questo è tanto più facile quanto più viviamo in un sistema in cui l'ascensore sociale è, diciamo, permanentemente in manutenzione, mettiamolo così, e chi vuole salire deve fare scale estremamente faticose e non tutti ce la fanno. E però c'è un elemento in più. Io sono una persona cosiddetta di successo, parola che non amo molto, ma la dico, diciamo, per spiegare quello che voglio dire. Sono non solo consapevole, io credo sia una questione non solo di consapevolezza, ma di attitudine etica, che questo successo è dipeso in parte da cose che ho fatto e da impegno, in altra parte consistente, probabilmente più vasta, dalla fortuna. Cioè, è vero. Io sono stato fortunato e credo molti di noi, credo la maggior parte di noi qui presenti, siamo stati e siamo fortunati. E se uno ha successo, e come capita abitualmente, tende a dimenticarsi di questo aspetto, cioè della componente della fortuna nel successo di tutti. Guardate, la fortuna è da molti punti di vista da considerare, a cominciare dalla fortuna della lotteria genetica. Giorgia all'inizio non voleva fare il libro, diceva diranno che sono raccomandata,
E io le ho detto, non voglio, mi sembra un'opportunità ingiusta. E dico, guarda, se non volevi le opportunità ingiuste, non dovevi studiare quello che hai studiato, dove l'hai fatto, non dovevi, come hai giustamente fatto, sfruttare le possibilità che ti ha dato nascere in una certa famiglia, da certi genitori, con un certo contesto. La questione non è non sfruttare le opportunità, perché questo è sano, etico e ha a che fare con un modo gioioso e sano di vivere la vita. La questione è di non dimenticarsi mai che chi ha successo è in debito, per non girarci troppo attorno, e deve sentirsi in debito, deve sentirsi un po' a disagio. Se chi ha successo, chi è al vertice, è convinto che questo dipenda da lui o lei soltanto, in questo è inclusa una spietata condanna verso chi sta sotto. E se chi sta sotto si sente spietatamente condannato, e nella nostra società purtroppo questo accade, nutre, alimenta rancore sempre più cieco. E il problema delle nostre società, delle società ricche e avanzate, è il rancore, il risentimento degli esclusi dalla lotteria del successo, che sono sempre di più. Non è solo e non tanto, anche, diciamo, la questione economica, ma il senso di inadeguatezza personale che è accompagnato da questa visione della società. C'è un grande filosofo della politica, per me il più grande filosofo della politica vivente, Michael Sandel, che insegna a Gesù, a Boston, ad Harvard, che dice che bisogna sostituire all'etica del merito l'etica della fortuna, che significa riconoscere il ruolo della fortuna per restituire dignità a chi la fortuna non ce l'ha avuta. Appartiene a questo ambito, a questo metodo di discussioni, anche una cosa di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, così urticante, calciatore, ex calciatore, allenatore del Bologna, che è morto dopo una lunga, orrenda malattia, Mihajlovic. E tutto questo fiorire di dichiarazioni, ha combattuto, ha lottato come un leone, si è battuto contro la malattia. Ci sembra bella questa retorica del combattere contro la malattia, ma è esattamente la stessa cosa del merito. Sembra attribuire alla volontà personale un risultato che purtroppo, tragicamente, non c'entra nulla con la volontà personale, ma c'entra con la maledetta sfortuna. Se uno si prende una orrenda malattia e ne muore, non è perché non ha combattuto eroicamente, e se uno si prende una orrenda malattia e ne guarisce, posto che ci sono vari modi di vivere con dignità queste situazioni, non guarisce certo perché si è battuto a pugni nudi con la malattia. Queste forme di retorica, questo uso di metafore celebrative e propagandistiche sono un pezzo del malessere di questa società, contro il quale io credo noi abbiamo il dovere di lottare facendo un lavoro serio anche sul linguaggio e sulle metafore che esprimono questa attitudine per me sbagliata rispetto al successo, al fallimento, alla malattia, alla sofferenza, allo stare insieme e tutto quanto il resto. Grazie, questa volta l'applauso ci vuole. Ecco, io non sono una critica letteraria, ma se posso individuare un fil rouge nella enorme diversità degli argomenti che trattate, è proprio questo. I nostri autori si soffermano su alcuni concetti fondamentali che riguardano l'individuo, la colpa, la responsabilità, la rabbia, l'indignazione, che sono proprio affrontati nel loro significato semantico, ma anche proprio per gli effetti che producono. Anche un altro grande tema, che è quello del cambiamento climatico, viene affrontato sì dal punto di vista oggettivo, sono riportati i dati scientifici eccetera, ma soprattutto dal punto di vista soggettivo. Anche qui cito delle frasi dei nostri autori. Convincerci che gli scenari delineati dagli studiosi per il futuro prossimo non sono eventualità astratte, ma qualcosa che ci riguarda in modo diretto e assai concreto, questa è l'impresa più difficile.
Riconoscere che una cosa è vera e sentirla come vera sono due esperienze distinte. E io credo che sia un approccio molto interessante nell'affrontare il problema del cambiamento climatico, perché voi capite che una cosa che accade nel 2050 ha, come dire, una reazione diversa tra me che ho 63 anni e mio figlio che ne ha 30. Io tra l'altro che sono della generazione, forse non io perché noi siamo stati diciamo ecologicamente più consapevoli forse, ma i nostri genitori siamo stati la generazione degli inquinatori. Devo dire che al tema del cambiamento climatico l'Ateneo sta dedicando molti incontri, è uno dei temi importanti anche proprio del mio programma di Presidente, perché credo veramente che non si sia arrivati ad una informazione corretta, perché come dire, si passa dal catastrofismo al negazionismo, cioè catastrofismo tanto tutto ormai è finito e così, negazionismo tanto figurati il clima c'è sempre stato, nel millenni accadrà. Entrambe le posizioni secondo me, oltre che essere scorrette, voglio dire dal punto di vista scientifico, oppure parzialmente scorrette, portano all'inazione, perché tanto se tutto è già segnato, cosa occorre che faccia qualcosa? Tanto se accadrà tutto fra 1000 anni, non importa niente quello che farò io. Quindi il nostro atteggiamento, questi proprio concetti sui quali io ti chiederei, Gianrico, di soffermarti su responsabilità, colpe degli inquinatori, vecchi e nuove lotte ecologiste, anche questa è una cosa molto interessante, se ti chiederei di fare anche i vari esempi che hai portato nel libro, proprio ci interrogano e ci interrogano su come noi soggettivamente ci possiamo porre. Beh, questo è stato forse il tema su cui il contrasto è stato più intenso e di cui vi è traccia più visibile nel capitolo, in cui c'era più tensione. E c'era più tensione perché Giorgia, come molti suoi coetanei, diciamo, competenti e impegnati e preparati, riteneva sostanzialmente quello che insomma un po' hai letto tu, cioè diceva, beh, voi avete voi più adulti questo atteggiamento alla fine dei conti ottimistico e o rilassato, perché nel 2050-2060 non sarà un problema vostro, invece è un problema nostro e noi rivendichiamo il diritto, dicono loro, di essere enormemente preoccupati, e fin qui va tutto bene, ma in sostanza bisogna tirarle un po' fuori, di essere pessimisti. E io invece dicevo no, non hai il diritto di essere pessimista per molte ragioni, che non vi sto a dire tutte quante, ma cerco di chiarire il mio punto di vista sull'ottimismo, sul pessimismo, sulla fortuna e sulla sfortuna. Lei dice, voi non avete avuto questo tipo di paura. Questo è falso, perché io ricordo quando ero ragazzo avevamo ancora paura che qualcuno sganciasse una bomba atomica, che era una discreta paura. Piena guerra fredda. Ma non è una gara, diciamo così, a chi ha avuto più paura o meno, ma è una riflessione su qual è l'atteggiamento giusto. Allora, la prendo larga, come avete visto mi piace girarci attorno. Sapete qual era il fondamentale problema delle metropoli mondiali all'inizio del XX secolo? Problema numero 1. La cacca di cavallo. Che significa? Significa che tutti gli spostamenti urbani, tutti, erano fatti a trazione animale, cioè con i cavalli. Il servizio pubblico collettivo, il servizio pubblico personale, le carrozze personali, i carri, le metro, tutto. E i cavalli hanno questa cattiva abitudine. Le strade, anche le strade eleganti delle metropoli, erano coperte a volte da montagne di metri e metri
una cosa che noi non ci immaginiamo. Immaginatevi montagne alte sulla Quinta Strada. Questo c'era. Tant'è vero che fu organizzato un grande convegno fra gli amministratori delle città del mondo per cercare soluzioni. E il convegno si interruppe prima della fine prevista, perché nessuno aveva un'idea accettabile e prevaleva la rassegnazione sul fatto che le città sarebbero state inevitabilmente, per via della crescita, travolte dallo sterco di cavallo. Poi sono arrivate le automobili. E il problema è scomparso nel giro di pochissimi anni. Scomparso. Allora, siccome devo essere corretto, Giorgia si irrita quando io faccio questo esempio, perché dice, e ha ragione, che quello era un problema in cui c'era una linearità causa-effetto. Cacca di cavallo, montagna di cacca di cavallo, se elimini quel problema scompare, se elimini la causa scompare. Mentre il tema del cambiamento climatico è un classico esempio di effetti prodotti da una pluralità sistemica di cause. Infatti chi studia questa roba sono gli studiosi della complessità, a cominciare dal nostro premio Nobel Giorgio Parisi. Quindi dice non puoi fare un esempio del genere, ma io non faccio un esempio del genere per dire che ci sarà una invenzione singola che produrrà, io credo, aprirà la strada alla soluzione del problema. Io dico che il mondo è, per fortuna, più complicato, più ricco e più imprevedibile di quanto noi ogni volta riusciamo a immaginarci. E avere un atteggiamento pessimistico è un eccellente sistema per non vedere le tante opportunità attraverso le quali il mondo cambia e che potranno, e io credo produrranno, i cambiamenti che tutti desideriamo. C'è questo professore accademico non ortodosso inglese, un psicologo, si chiama David Wiseman, che fa ricerche strane. E tempo fa si è dedicato a una ricerca fatta con metodo scientifico per scoprire se esiste la fortuna. E uno dice, beh, bizzarra questione, certo che non esiste. Siamo sicuri? Abbiamo già parlato prima della fortuna in un modo, ora ne parliamo in un altro. Fra i vari esperimenti che lui ha fatto c'è stato il seguente: prendere due gruppi di persone, un gruppo di persone che si dichiaravano fortunate e un gruppo di persone che si dichiaravano sfortunate, e chiedere loro di fare un dato percorso per le vie di Londra. Su questo percorso lui aveva lasciato, non in vista ma neanche nascoste, delle banconote. I fortunati le hanno trovate tutte e gli sfortunati non le hanno trovate. Quindi esiste la fortuna? Sì, esiste, solo che è un nome per chiamare altro, che sono gli occhi aperti sul mondo. Quello che io rimprovero qui sì, ad alcuni di loro, quelli più preparati, anche a lei, però mi sembra che stia un po' cambiando, è un atteggiamento, diciamo, di pessimismo a volte radicale, che serve a nutrire la rabbia verso i più grandi, che serve a nutrire, loro ritengono, la rivolta, e forse ci hanno anche ragione, forse serve anche quello, però secondo me questo è sbagliato, non perché io neghi il problema, non ci penso proprio, ma perché proprio per assumere l'atteggiamento più efficace possibile, individuale e collettivo, per cambiare il mondo, bisogna guardarsi attorno, e non ti guardi attorno se pensi che il destino è già segnato. Il libro... c'è una copia del libro? Sì, c'è, è nel mio, Silva. Sì, così. Ah, vabbè, grazie, stia, ma vabbè, d'accordo. Guardate, se posso fare una piccola, tanto... Ma certo, certo, insomma, sì. Immagino staremo ancora qua, non molto, ma se loro diciamo, questa punizione eccessiva di ascoltarmi così a lungo. Allora... Questo è tratto, quello che mi accingo a leggere, è tratto dall'ultimo capitolo che si intitola Cambiare gioco, ed è il capitolo dedicato alla politica. Mi togli la domanda allora? Allora, falla così poi io leggo, dai.
Ottimo. No. Allora, sì, era proprio il discorso di cambiare gioco, perché dice Gianrico Carofiglio, esamina la questione del poco interesse dei giovani per la politica, che significa anche non impegnarsi, non seguire la politica, delle volte nemmeno andare a votare. E oltre a evidenziare alcuni dei difetti che magari vorrai elencare dei politici, che quindi forse riguardavano anche te che sei stato politico, censuri alcune diciamo attitudini della sinistra. E dice: la sinistra, non so se fosse questo di cui volevi parlare, non ha elaborato gli strumenti per trasformare la rabbia in indignazione, e ti spiegherai la differenza dei due concetti. E incapace di pensare all'utopia, ha scelto come sua missione quella di essere testimone della sofferenza. Parole pesantine per la sinistra provenienti da un uomo di sinistra. Eh sì, abbiamo detto prima il rancore o la rabbia, che è generato purtroppo da ottime ragioni. L'ingiustizia che aumenta sempre di più, le disuguaglianze che aumentano sempre di più, il disprezzo che percorre questa società nei confronti degli sconfitti. Questo produce rancore. E il rancore è la benzina, può essere la benzina, la rabbia, di due prospettive completamente diverse. Quella dei populismi che prendono il rancore, lo indirizzano verso i capri espiatori, lo esaltano, ci tengono che aumenti e che rimanga questa forza bruta, ottusa, carica di un'attenzione negativa dell'uomo contro l'uomo e priva completamente di attitudine trasformativa. Questo è un modo, i populismi di vari colori, ma di alcuni colori più di altri. E poi invece c'è la capacità molto più complessa di prendere questo sentimento negativo, che però nasce da ragioni sostanziali, profonde. Non significa accettarle tutte, ci sono delle ragioni del rancore che vanno selezionate e cancellate. La politica dovrebbe far questo, selezionare gli interessi meritevoli di tutela e prendere, dicevo, la rabbia e trasformarla in indignazione. Qual è la differenza? L'avevo fatto in un altro libro e c'è anche in questo. La differenza fra indignazione e sdegno, che sembrano due sinonimi. A prima vista sembrano due sinonimi, su alcuni vocabolari li trovate anche come sinonimi, ma in realtà significano due cose molto diverse. Lo sdegno è appunto il rancore ottuso, la rabbia dell'uomo contro l'uomo, il ti sputo in faccia, il fate schifo tutti, è una sterile, rabbiosa reazione che è come una sostanza stupefacente da cui diventiamo dipendenti. Più la pratichi, più ne devi praticare, perché siccome non ha nessun effetto sul mondo esterno, non lo cambia in nessun modo, produce la gratificazione dell'assunzione, come le droghe in quel momento, ma ne vuoi sempre di più. È quello che vogliono i fascismi, i populismi, che questo sia sempre di più, perché quella è la forza bruta, bestiale, spaventosa su cui si fondano le imprese più tremende fatte nella indifferenza dei popoli. Questo è lo sdegno. Uomo contro l'uomo, zero attitudine trasformativa, tossico. L'indignazione è la ribellione verso l'ingiustizia. Qualcosa non va, io mi arrabbio, ma non è che mi sto arrabbiando con qualcuno, questo può anche essere, ma mi sto essenzialmente arrabbiando per qualcosa. Sto pensando che questo non è giusto, e in questo pensare che questo non è giusto vi è una prospettiva trasformativa. Se c'è qualcosa di specificamente non giusto, non fate schifo tutti, quel qualcosa di non giusto va cambiato, bisogna agire. Lo sdegno è la gratificazione tossica dei sudditi e l'indignazione è la pratica faticosa, civile dei cittadini. I giovani e la politica è un tema complessissimo naturalmente, perché intanto non è vero che non siano impegnati, solo che si impegnano in cose diverse dalla pratica politica tradizionale, perché la pratica politica tradizionale, soprattutto a sinistra, è quella roba là. I giovani vengono trattati
con tono pedagogico e paternalistico, come se fossero oggetti ornamentali da prendere nella politica per far vedere guardate che noi ce li abbiamo. È brutto dirlo, ma oggi è molto, per me, poi qualcuno troverà che bello, figuriamoci, massimo rispetto, per un giovane con del talento e desiderio di fare politica è molto più facile oggi farla a destra che non a sinistra, e questa non è una buona notizia per quanto mi riguarda. È per questo che il capitolo del libro, riflettendo l'idea che avevamo, si intitola Cambiare gioco. Va proprio cambiato il tipo di gioco, la sinistra della tristezza e dell'angoscia e del senso di colpa, perché di questa roba si tratta, deve diventare tutt'altro, e in certi paesi in via di sviluppo è tutt'altro, cioè quello, una forza del cambiamento alla quale io attribuisco, non da oggi, una necessaria caratteristica di allegria. C'è Foucault, citato nel libro, che nelle sue istruzioni per la vita non fascista dice, fra l'altro, toglietevi dalla testa che essere militanti significhi essere tristi, è il contrario. E questo ci dice che una politica del senso di colpa, come qualsiasi pratica del senso di colpa, è una cosa stupida e distruttiva. Il senso di colpa non serve a niente, beh, lo direbbero, ce lo direbbero gli esperti della salute mentale se si tratta di condizioni individuali, e lo dice chi riflette sulla politica se si tratta di condizioni collettive. Differenza fra colpa e responsabilità è un altro tema fondamentale. Il senso di colpa non significa niente. Di chi è stata la colpa? Che non ci interessa, a meno che non stiamo facendo un rituale come il processo, in cui in alcuni casi a certe colpe corrispondono delle conseguenze. Quello che dobbiamo capire è chi è responsabile di cosa per fare cosa. Questa dovrebbe essere la politica. Sempre nell'atteggiamento complessivo, che è quello che dicevo prima, non dell'ottimismo ottuso, accidenti, andrà tutto bene, quella roba insopportabile, no, degli occhi spalancati su un mondo che per fortuna è molto più complicato di quanto noi possiamo capire, cioè in questo preciso momento stanno succedendo delle cose che noi non sappiamo e che potrebbero cambiare la vita. Quello che noi possiamo fare è stare con gli occhi spalancati, cercare, grattare da tutte le parti per vedere cosa salta fuori, imparare a fare errori non catastrofici, perché non migliori le cose, non cambi, non impari cose nuove se non fai errori uno dopo l'altro. E quello che io volevo leggervi è questo. Facciamo così, ve ne leggo, siccome a questo tengo, lo divido in due parti, così la leggo tutto questa parte. Nel 1874 lo scienziato Philipp von Hiolli affermò che nella fisica era ormai stato scoperto tutto, nel 1874. Nel 1916 il signor Charlie Chaplin disse che al pubblico non interessava vedere figure in movimento su uno schermo, ma esseri umani in carne e ossa su un palcoscenico. Chaplin. Nel 1932 Einstein dichiarò categoricamente che non ci sarebbe mai stata la possibilità di produrre energia atomica. Nel 1943 il presidente dell'IBM, Thomas Watson, sostenne che in futuro ci sarebbero state al massimo 5 persone nel mondo interessate a comprare un computer. Nel 1977 Ken Olsen, fondatore di Digital Equipment Corporation, la prima impresa informatica a realizzare computer di dimensioni inferiori a una stanza destinate a usi commerciali, dichiarò che non esisteva una sola ragione per cui qualcuno avrebbe dovuto volere un computer in casa propria. Nel 1995 Robert Metcalfe, inventore dell'Ethernet, sentenziò che Internet sarebbe presto divenuta una supernova e nel 1996 sarebbe collassata in modo catastrofico. Nel 1996. Il pericolo esiste, voglio dire, attenzione, però ecco le previsioni. Nel 2007 Stephen Ballmer, ex amministratore delegato Microsoft, ex non senza ragione, come vedrete, disse che l'iPhone non avrebbe mai potuto conquistare una qualche significativa quota di mercato. Potremmo andare avanti a lungo, ma il concetto è chiaro. Chi aveva ragione?
Gli esperti che prudentemente consideravano impossibili grandi cambiamenti nel campo delle scienze, dell'arte e degli affari, anche se va detto che taluni, Chaplin e Einstein, ebbero il tempo di cambiare idea, o i pazzi visionari, gli utopisti che si lanciarono alla scoperta di territori considerati impraticabili, se non addirittura irraggiungibili, nella politica e nella storia funziona allo stesso modo, come vi leggerò in chiusura del nostro incontro, dopo immagino un'altra domanda. Sì. Vorrei citare, io ho una frase scritta accanto alla mia scrivania che è di Eder Camara e che dice, il vescovo sudafricano, che dice che se un uomo sogna da solo rimane un sogno, se sognano tanti il sogno diventa realtà. E forse questo dovrebbe, come dire, essere la via che ci guida. Ultime due domande, la prima più seria, la seconda meno. Tornando ai ragazzi e tornando al clima, citate un saggio, uno studio, scusate, una cosa che è stata fatta, un sondaggio che dice che il 50% dei ragazzi intervistati, ed erano molti, era molto preoccupato per il clima, e questa preoccupazione provocava anche sensazioni forti, sensazioni di ansia, di incertezza, insomma sentimenti pesanti. E c'è un capitolo in cui voi affrontate non solo l'ansia, ma allargandola a cose anche più importanti, quale la malattia mentale, le difficoltà di carattere psicologico, in cui dite che le generazioni hanno degli approcci molto, molto differenti e forse noi dovremmo imparare dalle giovani generazioni, e ti vorrei chiedere perché. E anche qui torna questo discorso, sempre questo refrain del linguaggio, dite il migliore degli psicofarmaci è un buon vocabolario. Vuoi spiegarci? Vabbè, questo è un capitombolo, diciamo, piccolo delirio narcisistico, perché è una autocitazione da un mio libro. Ed è una cosa in cui io credo molto, avere le parole giuste per definire la sofferenza è una premessa fondamentale, anzi no, è una serie di primi passi per superarla. C'è questa ricerca fatta dall'Università della California che ce lo dimostra, è una cosa che diciamo gli scrittori e altri pensatori sanno da tempo, ma ora ne abbiamo le prove diciamo scientifiche, strumentali. È stata fatta questa ricerca in cui a un gruppo di volontari, dopo che gli erano stati applicati ogni sorta di sensori, venivano mostrate delle foto con espressioni di persone in preda a emozioni fortemente negative, odio, rabbia, disprezzo, terrore, sgomento. E quando i volontari guardavano queste foto, si attivava, oltre a prodursi un'alterazione dei parametri come pressione, battito cardiaco, anche pelo irto, quello degli animali, si attivava la zona del cervello più antica, quella animale, quella che non ci fa ragionare, quella che produce l'effetto di fuga o di combattimento, quella che noi condividiamo con anche animali primitivi. Poi veniva chiesto ai partecipanti all'esperimento di nominare le emozioni che vedevano su queste fotografie. E nel momento in cui davano un nome a quelle emozioni, i parametri corporei si placavano e l'attività cerebrale si spostava nella zona frontale, che è quella evoluta, è quella nostra, quella dove si ragiona, dove si capisce, dove si interpreta il mondo, dove c'è il linguaggio, c'è la matematica, c'è quello che ci rende umani. Non ci vorrebbe molto di più per dire che avere le parole per definire la sofferenza è una premessa fondamentale. Come dicevo, c'è qualcuno che l'ha scoperto molto prima dei neuroscienziati,
Date parole al dolore, il dolore che non parla, sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi. Macbeth, atto terzo, credo scena quarta, però potrei sbagliarmi, ma è certamente Macbeth. È così. Se non dai un nome al dolore, quello ti divorerà. E questo vale in tantissimi campi. Da parte dei più grandi c'è un atteggiamento rispetto al disagio e alla malattia mentale che è tutto culturale, lo intendo nel senso negativo del termine. Io ho amici, persone ampiamente culturalmente ricche e attrezzate che alla sola idea di poter andare da uno psicologo o uno psichiatra, che non sono mica matto, o che ci possa andare, e in certi casi ce n'è bisogno, una persona loro vicina. Nessuno ha un problema se si sloga la caviglia e va dall'ortopedico, ma molti fra i più grandi hanno un problema ad andare, soprattutto i maschi. In questo davvero la differenza è fortissima. C'è una serie di stereotipi culturali legati all'identità di sé, soprattutto dei maschi oggi, miei coetanei, o anche un po' più giovani, che rendono difficile il ricorso a pratiche terapeutiche che sono fondamentali in un'epoca di incertezza come quella, l'età dell'ansia di cui parliamo. I giovani da questo punto di vista sono molto più avanti, sono molto più sereni e quindi evoluti. Da questo punto di vista credo si possa dire con una certa nettezza. Io ripeto, ho esperienza di alcuni amici che avrebbero bisogno e che negano l'idea stessa di poter ricorrere a quel tipo di aiuto, e le ricerche dicono che i comportamenti estremi, soprattutto da parte dei maschi, sono direttamente collegati alla scarsa disponibilità a chiedere aiuto per questo tipo di problemi. E ci è parso giusto parlare di questo aspetto, cioè del rapporto con la malattia e col disagio psicologico e psichico, proprio perché molti dei temi più sociali, o meglio più evidentemente sociali, poi vanno a confluire in quella roba là, nell'epoca del... che fai? Il Covid, il bonus psicologo, tutte queste ricadute pratiche di una questione, quella della salute mentale, su cui siamo ancora piuttosto indietro e che si innesta come a raggiera su tutte le altre questioni di cui abbiamo parlato nel libro. Grazie. Adesso la domanda non seria. Adesso, visto che è domenica, visto che è l'ora di pranzo, domanda non seria, ma non tanto, perché chi legge il libro forse capirà che dietro c'è molto. Ma a casa Carofiglio si mangia ancora l'agnello a Pasqua o no? No. Ecco. No, ma lì è quelli, insomma, in parte è romanzato l'aneddoto, diciamo che un po' tutti erano... lì è una questione complicata che non affronterei adesso, diciamo, del rapporto con l'essere onnivori o meno, ma no, l'agnello io non lo mangio da un sacco di tempo e anche il mio consumo di carne si è estremamente ridotto. Poi appunto lo spirito è forte, ma capite, battuta da 4 soldi. Se vuoi leggo queste 2 pagine, sì, e così sì. Ci salutiamo in questo modo. Quindi dopo potete fare un clamoroso applauso, diciamo così. Mi riallaccio a quello che ho letto prima. Nella politica e nella storia funziona allo stesso modo. Se alla fine del 1988 qualcuno avesse affermato che nel giro di pochissimo tempo il sistema dei blocchi contrapposti sarebbe saltato, che il muro di Berlino sarebbe scomparso, che le 2 Germanie si sarebbero riunificate, che l'Unione Sovietica si sarebbe disintegrata, quel qualcuno sarebbe stato trattato più o meno come un demente. Se nel 1989 qualcuno avesse previsto che Nelson Mandela, detenuto nelle galere sudafricane da ben 27 anni, sarebbe stato scarcerato nel giro di pochi mesi, avrebbe ripreso a fare attività politica da uomo libero e sarebbe diventato presidente del Sudafrica, quel qualcuno sarebbe stato sbeffeggiato. Chi avesse previsto negli Stati Uniti dei primi anni 50 che il rifiuto di una donna nera di cedere il posto a un bianco su un autobus dell'Alabama avrebbe aperto la strada al movimento per i diritti civili e alla fine della segregazione razziale, sarebbe stato tacciato di ingenuo idealismo.
Quella donna si chiamava Rosa Parks e anni dopo dichiarò, parlando della sua storia: la gente dice sempre che non ho ceduto il posto perché ero stanca, ma non è vero. Non ero stanca fisicamente, o almeno non più di quanto fossi di solito dopo una giornata di lavoro. L'unica cosa di cui ero stanca era subire. Uno degli autori di questo libro era a Chicago nella primavera del 2006. A cena con un amico avvocato, ex procuratore federale, democratico, si sentì dire che c'era un professore di diritto afroamericano, senatore di Chicago, che forse, di lì a 6 anni avrebbe potuto provare a competere per le elezioni presidenziali. Pareva una cosa detta così, chiacchierando di sogni e di vaghe speranze. Il 2012 era lontano. Poco dopo fu chiaro all'America e al mondo che quel professore aveva fretta. Non aspettò 5 anni, si presentò alle primarie del Partito Democratico, le vinse e alla fine del 2008 diventò il primo presidente degli Stati Uniti d'America non bianco. Cominciò il discorso della vittoria così: se là fuori c'è ancora qualcuno che dubita che l'America sia un luogo dove tutto è possibile, questa notte è la vostra risposta. La realtà è che noi umani non siamo affatto bravi a fare previsioni, mentre pensiamo di esserlo, e alle previsioni applichiamo le categorie dell'oggi, l'idea che il mondo e la storia procedono in modo lineare. Non è così, evidentemente. Eppure, nonostante questa evidenza, continuiamo a fare previsioni sbagliate anche in campi nei quali dovremmo essere o siamo competenti. Leggiamo il futuro, ciò che immaginiamo potrebbe essere il futuro, con gli occhi miopi del presente, senza la fantasia un po' folle che quel futuro ha sempre consentito di inventarlo. Tante cose sono accadute perché qualcuno ha avuto il coraggio di spararla grossa, di pensare l'impensabile e di pretenderlo. Siate realisti, chiedete l'impossibile, suggeriva un grande scrittore della rivolta e della passione civile, Albert Camus. La frase diventò il simbolo del maggio francese e pochi slogan del passato sono così attuali e così potentemente proiettati verso il futuro. Il solo modo di scoprire i limiti del ragionevole è avventurarsi al di là di essi. Bisogna sognare, bisogna spararla grossa. I sogni raramente si avverano nei loro termini precisi, ma perché accadano i grandi cambiamenti. I sogni sono importanti, anzi sono indispensabili, come è indispensabile il coraggio di dichiararli e di inseguirli, anche se sembrano irrealizzabili, soprattutto se sembrano irrealizzabili. Il libro finisce con questa storia vera. Siamo nel 1939, Università di Berkeley, California. Lo studente George Dantzig arriva con 20 minuti di ritardo alla lezione di statistica. Il professore ha già scritto 2 problemi alla lavagna e sta spiegando. Lo studente si siede nelle ultime file, copia le formule sul quaderno e segue il resto della lezione. Tornato a casa, esamina il compito, trovandolo più difficile del solito e impiega non pochi sforzi per svolgerlo. Dopo aver consegnato, per settimane non riceve notizie e si preoccupa fino a quando il professore non lo convoca. Stupefatto ed entusiasta, George aveva risolto 2 noti enigmi della statistica. Nessuno fino a quel momento era riuscito a venirne a capo. Anni dopo, divenuto un eminente matematico, Dantzig avrebbe dichiarato: se avessi saputo che non erano compiti ma problemi irrisolti, non avrei mai trovato il coraggio di affrontarli. C'è un aforisma fra i tanti attribuito ad Einstein, non sappiamo se l'attribuzione sia corretta o se l'autore sia qualcun altro, non è troppo importante perché l'aforisma è bello e vale per tutto. Vale soprattutto per la politica e per il sogno lucido di cambiare il mondo. Chi dice che non è possibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. Grazie a tutti. Grazie.
non facciamo questo. Grazie a tutti. Sì.